Pistoia, una trasferta molto difficile perché credo che sia uno di quei campi dove il pubblico ha un peso importante, corretto ma molto importante, è un pubblico, è un ambiente che io conosco bene e quindi sarà, oltre al fatto naturalmente della squadra che ha costruito tutte le sue fortune soprattutto in casa. I ragazzi di coach De Raffaele sono pronti ad affrontare la sfida contro Pistoia domenica al Pala Carrara alle 18:15. Sarà l'occasione per sperimentare le capacità del nuovo acquisto orogranata Esteban Batista. Domenica ci sarà l'esordio anche di Batista e quindi anche da scoprire quelli che saranno i nuovi equilibri in campo, perché non è sempre così automatico inserire un giocatore e avere un equilibrio istantaneo, soprattutto una conoscenza che in realtà non c'è, perché noi siamo stati via anche per questa trasferta di Avellino e quindi diciamo che siamo anche curiosi di vedere quello che sarà l'impatto. Una doppia prova dunque quella che la squadra affronterà sul parquet avversario. Sarà una partita da affrontare con grande attenzione, cercando di controllare soprattutto i rimbalzi dove Pistoia è molto presente e di capire il ritmo della partita che verrà fuori.